Siamo oggi con Mauro Armelao, sindaco di Chioggia, e con tutti i sindaci della costa litoranea veneta. Per la prima volta, mi sembra, a Chioggia c'è la conferenza dei sindaci, o no? C'era stata diversi anni fa, però poi con la questione del Covid si è interrotto ovviamente questo buon uso, però dal mio mandato è la prima volta che c'è questa conferenza di sindaci del litorale del Veneto. Affronteremo temi importanti come il lavoro, la sicurezza, ma anche la sentenza del Consiglio di Stato che desta preoccupazione nel mondo dei nostri imprenditori balneari. Perfetto, ti aspetti cose importanti quindi oggi? Beh, parleremo appunto di questi argomenti, ma sicuramente mi sento già di dire che i nostri imprenditori avranno i sindaci dalla loro parte. Perfetto, ti ringrazio. Buon Grazie, buongiorno a lavoro. tutti. Vada. Roberta Nesto, Presidente della Conferenza dei Sindaci del Litorale, Sindaco di Cavallino Treporti. Con i colleghi ci troviamo a Chioggia per affrontare i temi che per noi, per il balneare italiano e per la costa veneta in particolare, sono importanti. Importante il tema della sicurezza, il tema del lavoro, il tema delle concessioni balneari e quindi confrontandoci con i sindaci stiamo vedendo le best practice e stiamo vedendo di portare avanti unitariamente tanti temi per dare delle risposte ai nostri territori, ai nostri cittadini e ai nostri ospiti. Sono tutti aspetti per noi fondamentali e importanti. Perfetto, la ringrazio. Grazie a lei.